Cominciamo intanto con un grande grazie, perché non è stato facile organizzare questa serata, nel senso che i tempi di organizzazione sono stati veramente molto veloci e molto rapidi, però per fortuna la nostra squadra che è ben rodata dalla Festa dell'Unità, insomma, è riuscita a far fronte anche alle mille avversità che abbiamo avuto in questi giorni. Qui alla mia sinistra vedete con me la nostra squadra di consiglieri comunali, per cui Danny, Laura, Irene e lì vedete Chiara anche. Adesso stiamo aspettando anche gli ultimi, prego venite. Stiamo aspettando anche gli ultimi, però nel mentre cominciamo, perché dopo Giovanni ha un'iniziativa ulteriore al centro anziani con Alleanza Verdi Sinistra, per cui a differenza del resto delle nostre cene alle quali siete stati abituati di solito, faremo gli interventi nel mentre mangiamo per cercare di ottimizzare i tempi, per cui vi chiediamo come sempre di farvi la vostra chiacchierata conviviale, però parallelamente vi chiediamo anche la cortesia di ascoltare ovviamente chi interviene. Quindi, detto questo, un ringraziamento particolare anche agli amici e compagni di Casale e di Preganziol che si sono uniti a noi questa sera per la cena, e soprattutto un grazie particolare ai nostri candidate e candidati al Consiglio regionale che sono venuti qui questa sera per presentarsi alla nostra comunità politica. Con loro abbiamo anche amministratrici e amministratori dei comuni limitrofi, in primis la nostra super sindaca di Preganziol, Elena Stocco. Grazie Elena di essere qui con noi. Okay. Detto questo e fatti tutti quanti convenevoli del caso, chiedo anche un grande applauso ai nostri cuochi che hanno preparato per voi da mangiare questa sera. Tutto quanto il ricavato della serata andrà poi a finanziare la nostra campagna elettorale qui in città per i prossimi 2 mesi. Prima di chiamare loro e poi Giovanni a parlare, vi segnalo il fatto che a partire dalla prossima settimana saremo tutti quanti lunedì al mercato di Mogliano Veneto e avremo anche dei banchetti di volantinaggi in stazione e alla Coop. C'è bisogno di una mano da parte di tutti per riuscire a dare la più ampia copertura. Per cui dopo, come di consueto, nella nostra chat su WhatsApp metteremo gli orari e chiederemo le disponibilità. Se già qualcuno questa sera si vuole prenotare per dare le proprie disponibilità durante il lunedì mattina, come sempre fate riferimento al nostro responsabile organizzativo del circolo, Franco Bartolomei. Detto questo, l'ultimo grande grazie va al nostro candidato presidente Giovanni Madillo, che è qui con noi questa sera. Abbiamo creato questa situazione un po' perché eravamo vincolati dall'orario, un po' anche perché pensiamo che possa essere anche una situazione un po' meno incessata e un po' più conviviale, nella quale avrete anche la possibilità di parlare, di scambiare 2 parole, non solo con Giovanni, ma anche con tutti i nostri candidati e candidate. Alcune li conoscete già, perché abbiamo già avuto modo nelle settimane scorse di presentarveli, che sono Sandra e Paolo, ma questa sera ci hanno raggiunto anche gli altri candidati della lista del Partito Democratico, che ringrazio maggiormente perché hanno fatto più strada per venire qui da noi questa sera, per dimostrare appunto la compattezza della squadra, ma soprattutto anche la qualità con la quale, come quadri del Partito Democratico, abbiamo voluto fare questa lista. Tra poco li presenteremo, vedrete che sono tutti quanti segretari, amministratrici e amministratori che quotidianamente nei loro rispettivi territori cercano
di fare la differenza e di spostare un po' più in qua l'asticella per tentare di migliorare le condizioni di vita delle persone in carne ed ossa verso i quali facciamo la nostra politica, che è sempre solo una politica di servizio. A questo punto, come sempre, può parlare anche a massa, per cui chiederei alle nostre candidate e ai nostri candidati di venire sul protopalco che abbiamo allestito per l'occasione con la foto di Giovanni dietro, in maniera tale che sia anche più facile per il nostro filmmaker Luciano fare il video della serata. Lo ringraziamo. Come sempre potrete trovare il filmato con il riassunto della serata sul nostro canale YouTube PD Mogliano TV. A partire dai prossimi giorni lo inoltreremo nella nostra fantomatica chat e lì in quell'occasione avrete la possibilità, cliccando semplicemente sul link, di rivederlo o ancora meglio di farlo rivedere anche ad altri. Prego ragazzi, eccoci qua. Allora adesso, se siete d'accordo, passerei loro la parola per una presentazione rapida di 2-3 minuti, insomma a testa, in maniera tale che tutti quanti abbiano la possibilità di presentarsi, e dopodiché daremo la parola a Giovanni. Intanto ancora un grazie di cuore per essere qui con noi questa sera. Prego. Allora, io sono uno di quelli che vede da lontano, vengo da Motta di Livenza, che è un po' lontanina da qua, e Raffaele Marconi. Ho 66 anni, quindi sono il nonno di questa lista elettorale. Nonno reale perché ho 4 nipoti e sono loro che mi spingono a dire: nonno, impegnati a fare qualcosa per il futuro. Scherzi a parte. Ho fatto 10 anni in Consiglio Comunale a Motta, sono stato segretario del Partito Democratico a Motta, fondatore del Partito Democratico a Motta, e in questi giorni, da consigliere comunale rivendico due obiettivi particolari. Quello di aver dato vita anche con delle iniziative forti alla raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio, quando a Motta si voleva costruire un inceneritore per incenerire rifiuti di tutto il nord Italia, e noi democratici lì l'abbiamo stoppato. E poi ho lavorato molto perché a Motta arrivasse e si insediasse e rimanesse l'ospedale riabilitativo. Io faccio il fisioterapista di mestiere, quindi sono un po' legato anche a questo tipo di professione, e oggi l'ospedale riabilitativo credo che tutti siano d'accordo che è un'eccellenza del territorio, che ha molte opportunità di lavorare a favore del bene comune e di essere al servizio del bene comune. Ebbene, anche questa è stata una grande battaglia che come democratici abbiamo portato avanti quando la Lega non voleva quell'ospedale, e non ho paura di essere smentito in questa mia affermazione perché ne ho le prove provate, posso testimoniarlo quando in quel momento non lo voleva, mentre noi ci abbiamo lavorato molto ed oggi è un grande spolvero per tutti. Girando in questi giorni per il territorio, e chiudo subito la mia presentazione, incontrando la gente, le persone, gli operatori del settore, ho parlato con gli agricoltori, ho parlato con persone che si occupano del mondo dell'industria, ho parlato con operatori che si occupano di assistenza agli anziani, con un presidente di una casa di riposo per esempio. Ho sentito la necessità e il grande bisogno di programmare un futuro. Dunque, meglio di questo manifesto non esiste l'idea di creare un futuro. C'è bisogno di dimensionare ciò che saremo più in là, e c'è bisogno di dimensionarlo. Io lavorerò per questo nel mio territorio, specialmente rispetto ai giovani e agli anziani, che non sono così lontani, anzi si toccano, perché se noi riusciamo a costruire
realtà nuove, perché i nostri giovani restino nel nostro territorio e riusciamo a dimensionare il nostro lavoro, il nostro rapporto con le persone anziane che, ahimè, e sono in conflitto di interesse, drammaticamente cresceranno nei prossimi anni, bene, noi avremo fatto un servizio anche alla società produttiva, anche all'economia in questo nostro territorio. Io sono fiducioso, lavoro, mi piace questa squadra e mi piace Giovanni, grazie. Buonasera a tutti, mi sa che io e Gianni Fabio ce la giochiamo sulla distanza. Io sono Lorenzo Fabiani e sono di Pieve del Grappa, quindi dopo ne parliamo di questa cosa. Ecco. Quindi no, grazie per l'invito e per l'organizzazione di questo momento conviviale. Io ho fatto l'amministratore, brevemente ho fatto l'amministratore del mio comune per 12 anni, avevo la delega per le attività produttive e dall'anno scorso mi sono dedicato al 100% al partito. E parlando con le persone, cominciando a girare così, scusami, il mio territorio, che è comunque l'Asolano e la Pedemontana del Grappa, percepisco che la nostra controparte, ammesso che ce ne sia una, perché adesso dobbiamo ancora capire questo, che parla di continuità, non capisce che la gente non vuole più questa continuità, perché questa continuità vuol dire andare verso una sanità privata, aziende che scappano, che non investono, giovani che se ne vanno e via dicendo. Noi come centro-sinistra dobbiamo lavorare e stiamo invertendo la tendenza con delle proposte concrete, soprattutto perché è fondamentale, a mio avviso, cominciare a mettere il naso nell'amministrazione regionale per capire dove stanno buttando via tutti i soldi che stanno buttando via, togliendoci i servizi. Quindi questo secondo me è la leva che può farci fare un ottimo risultato, che è la vittoria. Quindi Giovanni Manildo presidente, dal Veneto di uno al Veneto di tutti, secondo me è l'essenza del lavoro che tutti insieme possiamo fare per andare a prenderci Venezia, come si può dire. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, io sono Barbara Denardi, sono stata segretaria del PD di Vittorio Veneto, la prima segretaria del PD di Vittorio Veneto ancora dal 2008 al 2013. Ho avuto la fortuna e l'onore di essere assessore con Roberto Tonò, che è qui, dal 2014 al 2019, e ora sono di nuovo, dopo 5 anni di minoranza, insieme a Roberto e anche a Marco Dus, sono ora di nuovo assessore, avendo noi l'anno scorso riuscito a conquistare di nuovo, essere riusciti nell'impresa di conquistare di nuovo l'amministrazione a Vittorio Veneto. Prendo spunto da chi mi ha preceduto, che ha detto delle cose fatte. Ecco, io ho avuto una grande fortuna, un grande privilegio, insieme a quello che ora è il mio sindaco, di costruire e inaugurare il primo centro antiviolenza di un ente pubblico gestito e realizzato da un ente pubblico nella provincia di Treviso. L'abbiamo aperto nel 2015 a Vittorio Veneto, e il primo anno, solo per darvi un'idea, abbiamo seguito oltre 180 casi. Tante volte non pensiamo a quanto ampio sia questo mondo, che purtroppo è un mondo di sofferenza. E due cose che stiamo portando avanti a Vittorio Veneto: una che porta a un ragionamento sulla quotidianità, sull'attualità internazionale. Stiamo insieme a città come Torino, Srebrenica, Sarajevo, cercando di creare un'alleanza internazionale fra città che sono state luogo e testimonianza di una battaglia tragica della storia, e per riuscire a trasmettere con la memoria e attraverso la cultura messaggi di pace, perché solo chi ha conosciuto il dramma della guerra, e chi ha conosciuto il dramma della guerra ha ancora più oggi il dovere morale di alzare la voce e di raccontare cosa è stato, per non ripetere gli errori del passato.
E poi un problema di tutti i giovani, di tanti giovani, di tante famiglie, è quello della casa. L'ho detto tante volte, l'ultimo bando della Regione Veneto per l'edilizia residenziale pubblica, per tutti i comuni della regione, che sono oltre 500, e le 7 ATER regionali, che hanno estensione provinciale ciascuna, è di 14 milioni di euro in 3 anni per la manutenzione di immobili che attualmente sono sfitti di edilizia residenziale pubblica. Vuol dire 600 alloggi riattati in 3 anni. Vittorio Veneto da sola, ATER, ha 60 alloggi sfitti perché non sono manutenzionati, quindi capite la proporzione assurda di questa cosa. Nello stesso momento la Regione Veneto spende oltre 280 milioni di euro solo nel 2025 per finanziare la sanità privata. Queste sono le proporzioni. E quindi come Comune di Vittorio Veneto abbiamo attinto a un fondo, a un bando del nostro GAL per 200.000 euro per riattarne 5 di appartamenti sui 10 che il Comune ha, 10-12 che il Comune ha, che non sono utilizzabili. Per cui con un'unica operazione riusciremo a rimetterne a disposizione della collettività quasi la metà di quelli a nostra disposizione. Sono gocce nel mare del bisogno della casa in questo momento, ma credo che sia giusto che le nostre amministrazioni diano un segnale in questo senso per dimostrare non solo di dire che siamo di centrosinistra, ma dimostrare coi fatti che facciamo politiche a favore della popolazione e a favore del mondo del sociale. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Elisa Maria Bressan, ho 46 anni e insegno storia dell'arte al liceo Paolo Veronesi di Montebelluna. Dal 2016 sono consigliera comunale, sempre a Montebelluna, e anche vicepresidente del Consiglio Comunale. In questi anni come consigliera mi sono occupata di diverse questioni che riguardano la sanità, il sociale, la sicurezza, lo sport, l'istruzione, l'ambiente e le politiche giovanili. In particolare mi sono impegnata per portare nell'ospedale di Montebelluna alcuni servizi fondamentali per le donne, come lo screening mammografico e il parto indolore. Secondo me in questi anni di governo la Regione Veneto ha perso di attrattività e quindi secondo me ha bisogno anche di un nuovo slancio. È per questo che quando i circoli PD del Montebellunese e del Valdobbiadene mi hanno chiesto di candidarmi, ho accettato l'impegno con entusiasmo, perché secondo me c'è proprio bisogno di portare quello che è uno sguardo nuovo. In particolare penso ad alcuni temi, ad esempio la sanità. La sanità ha imboccato la strada della privatizzazione, vediamo tutti i giorni problemi con le liste d'attesa, inoltre c'è anche carenza di personale sia medico che infermieristico a tutti i livelli. Un altro problema per me molto importante è l'ambiente, che purtroppo ha sofferto e soffre, continua a soffrire per un consumo di suolo eccessivo, record. C'è poi un problema da attenzionare che riguarda le nostre imprese, perché sicuramente i nostri imprenditori non sono felici con i dazi che ha imposto Trump, e inoltre secondo me c'è anche un altro problema che riguarda l'immigrazione giovanile. Infatti i nostri giovani lasciano la nostra regione per andare a vivere in altre regioni o addirittura all'estero, e questo è un trend in continua crescita. Un'altra cosa per me molto importante è il problema casa, anzi più che il problema è un'emergenza, perché l'offerta è limitatissima rispetto alla domanda, gli affitti sono altissimi, in più adesso ci sono anche molti di coloro che affittano che preferiscono affittare i loro locali ai turisti per brevi periodi, ovviamente per avere maggiori introiti. Secondo me questo è un problema da affrontare soprattutto nelle nostre città, nei nostri centri storici. Un'altra cosa per me molto importante è quello di offrire più servizi, ad esempio penso alle giovani coppie, ai giovani, alle donne in genere. È importante secondo me offrire servizi come ad esempio gli asili nido, e anche allo stesso tempo offrire aiuti concreti alle famiglie che si trovano da un giorno all'altro a dover magari gestire un anziano.
perché questo è un problema che spesso sconvolge le famiglie, non solo dal punto di vista affettivo, sociale, ma anche economico. E, secondo me queste sono un po' le questioni più importanti da affrontare urgentemente, che sono state accantonate in questo periodo di governo. E secondo me con queste elezioni abbiamo l'opportunità di cambiare, quindi invito tutti ad andare a votare, perché solo noi possiamo appunto cambiare, quindi auguro un buon lavoro a tutti noi e grazie a voi per l'attenzione. Bene. Buonasera a tutti, io sono Sandra Sofia Perulli e sono consigliere comunale a Casale sul Sile e segretario del circolo di Casale sul Sile. E come attività che abbiamo svolto in consiglio comunale all'opposizione, siamo piuttosto orgogliosi di avere quantomeno interferito e bloccato in qualche modo l'avvio del maxi polo che era in previsione a Casale sul Sile, quindi un'occupazione di suolo abnorme, e per il momento si è riusciti a bloccarne l'esecuzione. Un altro problema che abbiamo a cuore e che stiamo sempre cercando di portare in qualche modo, obbligare l'amministrazione a portare la soluzione è la bonifica della discarica di Concio. Una parte è stata bonificata, rimane però ancora del lavoro da fare come opposizione per riuscire a portare a casa un risultato migliore. Poi abbiamo anche difficoltà e stiamo cercando di insistere affinché l'argomento del disagio giovanile venga affrontato in maniera seria e responsabile dall'amministrazione, con progetti attuabili, e proprio per riuscire a portare delle soluzioni a questa emergenza giovanile che si sta manifestando via via con maggiore incisività. E, diciamo che come lavoro per quanto riguarda la segreteria di circolo si cerca di coinvolgere molto la cittadinanza in progetti e con incontri avviati anche attraverso la scuola di formazione politica, proprio per riuscire a sensibilizzare la popolazione. E io mi permetto di dire una cosa che so che Giovanni Magnondo ieri sera è stato a Concordia Sagittaria. Concordia Sagittaria è il mio paese di origine, sono sempre in contatto anche con loro. E sono molto contenta perché mi hanno detto che è stata una serata strepitosa. Era pieno di gente, davvero, è vero. Era pieno di gente. Hanno detto Giovanni è stato stupendo perché ci ha fatto innamorare e siamo riusciti, queste le testuali parole, siamo riusciti a sentire, ad avvertire profumo di vittoria. E quindi io mi auguro che questo profumo possa forti, e mi auguro che questo profumo veramente possa inebriare la regione. Un'altra cosa, credo che noi dobbiamo, in questo periodo questo periodo che c'è, questo intervallo tra oggi diciamo e la fine del periodo elettorale, questo mese e mezzo, poco più, ci permetta di trovare veramente un linguaggio il più possibile vicino alle persone, e la politica che rappresentiamo, la politica che pratichiamo, possa e debba effettivamente riuscire a far contare e a far valere
ciò che la gente ci indica e che vuole che la politica esegua a livello regionale. Quindi è importante farci carico e sentire con un linguaggio molto vicino quelle che sono proprio le necessità, i pensieri, i desideri delle persone e riuscire a farle contare. Noi dobbiamo riuscire a far contare le persone per riuscire a prendere quella percentuale di gente che ancora non va a votare. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Paolo Galeano, già sindaco di Preganziol fino all'anno scorso per 10 anni, anch'io proprio dal 2008 al 2013 sono stato segretario del circolo a Preganziol, quindi insomma una bella avventura. Come prima cosa ho il compito di portarvi i saluti di 3 dei candidati che non possono essere presenti in questo momento. Qualcuno aveva già degli impegni pregressi, tipo Omar Lapeciabis, che è andato a recuperare la figlia dall'Erasmus, quindi non poteva declinare l'impegno, e vi saluta tanto. Claudio Beltramello, che ha avuto prolungamento di un corso e poi alle 21 doveva essere come medico fuori dai presidi che ci saranno agli ospedali questa sera, collegati alla questione di Gaza. E poi Antonella Tocchetto, che invece ci raggiungerà più tardi dalle 9:30 più o meno, e quindi porto i loro saluti. Mi piace sottolineare come questa iniziativa sia stata voluta per sottolineare uno stile che è in linea con quanto diceva Giovanni dal Veneto di uno al Veneto di tutti. Il fatto di affrontare, di vivere questa serata insieme vuol far vedere di come c'è un progetto al di sopra dei personalismi che si vuole portare avanti, di cui siamo convinti e che con uno stile diverso vogliamo vivere da qui fino al 23 e 24 novembre. Io ho avuto l'onore e la fortuna, come dicevo prima, di fare il sindaco di Preganziol per 10 anni. Ero innamorato del nostro territorio, me ne sono innamorato ancora di più dopo 10 anni, nonostante la fatica. E dopo aver un po' superato tutte quelle che sono le ansie, le preoccupazioni, le fatiche appunto che si vivono da amministratori in prima linea, ho una voglia matta di correre per cercare di cambiare la vita oltre che la narrazione in questo Veneto. C'è qualcuno che ci ha fatto credere in questi anni che ha l'esclusiva del fatto di voler bene al territorio, quando però questa narrazione non trova di fatto una declinazione concreta nei fatti. Chi dice di voler bene al territorio davvero non lascia che questo territorio venga consumato più per gli interessi privati dei singoli che per il bene comune. Chi dice di voler bene a questo territorio si occupa davvero dei servizi territoriali, in particolare quelli della sanità. E il territorio, per esempio, sono i consultori, che nel giro di 12 anni, dal 2011, qualche anno in più, sono passati da 138 a 24, riuscendo a prendere in carico quasi metà delle persone che nel 2011 si riusciva a curare e ad avvicinare. Da 114.000 soggetti siamo passati a 70.000 persone, e questo non perché le persone stanno meglio, ma perché non c'è più la capacità dei servizi di far fronte alle tantissime necessità del territorio. Chi vuol bene al proprio territorio non lascia che vi sia una perdita del proprio potere d'acquisto del 16% record in Italia. Chi vuol bene al proprio territorio non fa sì che un'intera generazione in 10 anni sparisca, con 35.000 giovani all'anno, giusto Giovanni, che lasciano il territorio perché ritengono che il Veneto non sia il posto giusto dove sviluppare il loro futuro, dove vivere il loro futuro. Io penso che questa narrazione vada smontata dai fatti che la raccontano in maniera puntuale, e abbiamo davvero la possibilità di costruire un rapporto di fiducia duraturo, che duri per queste elezioni, ma con un progetto ancora più lungo e stabile nel tempo, per ricostruire appunto questo legame di fiducia con il Veneto e la sua popolazione, per prendersi davvero cura, come dicevano anche i miei colleghi di lista, dei problemi della gente, dalla sanità alle prospettive di pianificazione, agli insediamenti lavorativi, alla qualità del lavoro, ai giovani che se ne vanno, all'ambiente, all'inquinamento. Ripeto, le opportunità per dire che le cose devono andare in maniera diversa sono tante. E la cosa che voglio sottolineare, poi chiudo, è che tantissimi dei soggetti che stiamo incontrando in questi giorni chiedono proprio, davvero assetati,
un interlocutore che li ascolti davvero e che li tenga a un tavolo come davvero soggetti con cui coprogettare e coprogrammare il futuro di questo Veneto, perché il presidente attuale non ci ha mai messo la faccia, ha delegato questo agli assessori in maniera da curare solo la parte del suo consenso. Io ripeto, penso che un'alternativa sia possibile, penso che sia un'alternativa all'altezza delle grandi sfide che questo tempo nel Veneto deve affrontare. Quindi con grande convinzione abbiamo tutti gli elementi per affrontare questa campagna elettorale con coraggio, testa alta, di un candidato con le migliori caratteristiche di una squadra dignitosissima e competente. Portiamo davvero avanti la nostra bandiera della coalizione del Partito Democratico in maniera forte, perché davvero cominciamo a cambiare le sorti della nostra regione. Buon lavoro a tutti. Grazie mille di cuore. Aspetta che sennò è il fisso. Ok, no, provate a passare questo. Ok, prova. Un attimo di interferenza. Ok, prova, eccoci qua. Allora, come avete potuto vedere e sentire anche con le vostre orecchie, aspetta, qua, siamo? Ok, non ci siamo. Sì. No. Va bene, faccio senza. Allora, come avete potuto sentire anche con le vostre orecchie, l'obiettivo che ci siamo posti in generale come Partito Democratico provinciale è stato proprio quello di creare una lista come l'avete sentita, ovvero una lista di persone che tutti quanti i giorni con i propri corpi, con le proprie biografie, ci fa fare un passo in più sul territorio, che sia in maggioranza o che sia in opposizione, per riuscire ad aggrappare i bisogni delle persone. Abbiamo cercato anche di distribuirli territorialmente in maniera tale che ciascuno dei territori potesse avere la propria copertura e potesse avere la propria rappresentanza. E fatemi dire che, come giustamente sottolineava Paolo, a differenza di altre tornate elettorali dove magari era più difficile riuscire a vedere tutti quanti i candidati della lista del Partito Democratico insieme nelle serate di presentazione per dimostrare anche l'unità del partito, questa sera e altre sere invece stiamo dimostrando che quella che la nostra segretaria Eni dice esattamente unità anche il nostro presidente Bonaccini, noi lo pratichiamo tutte e tutti quanti i giorni. Fatemi dire anche un'altra cosa, e questa volta la dico ai nostri candidati. Voi siete in una città dove il Partito Democratico alle ultime elezioni comunali si è classificato come primo partito in città, sfiorando il 30% dei consensi e doppiando Lega e Fratelli d'Italia, per cui qui, al netto delle difficoltà logistiche della serata, legate anche al fatto che è una settimana per noi particolarmente intensa, perché nei giorni scorsi abbiamo animato le presentazioni di Paolo e di Sandra, quindi questa sera ci vedete un po' a ranghi ridotti, però qui c'è una comunità politica che ha bisogno della vostra forza e che soprattutto vuole darvi tutta quanta la forza possibile e immaginabile per tentare di prendere il risultato che abbiamo fatto alle comunali e provare a trasferirlo anche alle regionali sul nostro territorio. Detto questo, vi chiedo di accogliere con un grandissimo applauso colui che ci rappresenterà tutte e tutti in questa grandissima corsa, e non rappresenterà solo noi, ma rappresenterà anche la coalizione di centro-sinistra più larga che la storia di questa regione ricordi. Quindi un grazie di cuore, un grande applauso per il suo impegno, la sua figura, al nostro candidato presidente Giovanni Manisi. Grazie a tutte e tutti, grazie a Giacomo, grazie a voi che siete usciti stasera e grazie ai candidati. È emersa una cosa stupenda, siamo una squadra che si muove e ha chiaro l'obiettivo che vuole raggiungere. Chi ha parlato prima di me ha definito bene questa sfida, è una sfida fondativa. Dopo 30 anni di centrodestra, 15 anni del presidente Zaia che non sarà più della partita, si volta pagina, si lavora, si
parla, si propone per costruire il Veneto del Veneto del futuro. Io sono convinto che questa sfida, vestire l'alternanza dopo 30 anni di centrodestra, sia una sfida che possiamo vincere soltanto insieme. La partecipazione è invocata da tutti. Paolo diceva che abbiamo fatto molti incontri e si lamentava l'assenza della regione su tanti temi. Io lo sto riscontrando, sto girando il Veneto dal 10 luglio e ho sentito associazioni di categoria, sindaci, persone che lamentavano una distanza della regione dalla quotidianità. E francamente questa mappa emotiva del Veneto, questi incontri che ho fatto mi hanno stupito, perché la narrazione del Veneto era che il Veneto andava su tutto benissimo e che non c'era niente da migliorare. Ora ritengo che la nostra squadra, la nostra coalizione abbia veramente tutte le carte in regola per invertire quello che sembra un esito scontato, ma in partite nella politica di scontato non c'è assolutamente nulla, e non c'è assolutamente nulla se c'è questo spirito di servizio, questa competenza, questa energia, questa voglia di fare che abbiamo sentito dai candidati. Io gli farei un grande applauso, perché loro nei territori dovranno essere contagiosi, dovranno col vostro aiuto incominciare a dire dobbiamo convincere tante persone ad andare a votare, dobbiamo combattere contro l'astensionismo, dobbiamo dimostrare che siamo una squadra degna di meritare fiducia, che non è inutile andare a votare è fondamentale, soprattutto in un momento in cui sembra che le conquiste del Novecento, le conquiste della democrazia vadano a scemare perché c'è la legge del più forte che impera. Io ritengo che questa sfida che insieme dobbiamo fare sia una sfida dove siamo pronti, abbiamo consapevolezza di governo, abbiamo idee molto chiare. Sulla sanità vogliamo mantenere la sanità pubblica come diritto universale, vogliamo che ci sia almeno un trasferimento del 7% del PIL per le spese sanitarie, vogliamo che i medici, i professionisti, gli operatori sanitari vengano valorizzati e venga riconosciuto il loro ruolo fondamentale, vogliamo incominciare ad abbattere le liste d'attesa, ma tutto con la stella polare che la sanità deve rimanere pubblica. Dobbiamo investire sulla scuola come presidio di socialità, di educazione al bello e come primo presidio per la sicurezza. Ho avuto a Concordia Sagittaria un incontro stupendo con le associazioni di categoria, con Confappi, che ha stretto un rapporto con le scuole superiori. In terza media fanno l'orientamento sugli istituti tecnici, i ragazzi che vengono invogliati ad andare a lavorare sui mestieri dove c'è bisogno per il tessuto di quella zona trovano lavoro il giorno dopo che hanno finito la scuola. Si incomincia quindi un rapporto virtuoso tra categorie produttive e scuola. Abbiamo l'esempio con le scuole superiori, l'abbiamo proposto perché è stato detto anche prima molto bene. Uno dei temi più importanti è il tema del lavoro, della sicurezza del lavoro, della dignità e di un lavoro che garantisca uno stipendio che possa fronteggiare il caro vita. Per far questo dobbiamo creare sviluppo economico, non dobbiamo disinteressarcene come è successo negli ultimi 10 anni almeno. Dobbiamo creare dei luoghi, delle sinergie tra imprenditori, istituti, regione, enti locali, università. Dobbiamo far sì che l'innovazione diventi un fattore di competitività. Dobbiamo far sì che l'ambiente, il riconoscimento che la crisi climatica è realtà e che non possiamo lasciar perdere la transizione ecologica, l'ambiente possa diventare un fattore di sviluppo. C'è una green economy che si sta sviluppando e c'è veramente la possibilità di avere un valore aggiunto da accettare delle sfide di innovazione che coniuga l'ambiente. Ora siamo convinti, è una squadra che ha degli ideali condivisi. L'ambiente, l'abbiamo detto, la cura dell'ambiente parte dalla protezione del nostro suolo. In regione c'è una legge contro
il consumo di suolo, che ha un bellissimo nome ma ha tantissime deroghe e fa sì che il nostro territorio sia il più cementificato. Dobbiamo come prima azione far sì che bloccare il consumo di suolo. Dobbiamo prenderci cura del territorio, troppo spesso nella regione del Veneto ci sono fenomeni di alluvioni. Dobbiamo fare un centro permanente, innanzitutto dobbiamo finire il piano acque, ci sono altri 13 bacini di laminazione da finire, ma dobbiamo fare un centro permanente, questa è partecipazione, tra gli enti locali, i comuni, la regione, l'ambientalismo scientifico di Legambiente, le università, per monitorare questi fenomeni e per andare nella direzione di città spugne, cioè di città capaci di fronteggiare a tutela delle persone, dei beni dei cittadini, e fronteggiare eventuali fenomeni atmosferici tipo le alluvioni. Questo va fatto con una cabina di regia, con decisione dobbiamo andare verso l'energia rinnovabile. Abbiamo un Trump che è nostalgico dei fossili, lasciamo a lui questa nostalgia e cerchiamo di lavorare sulle energie rinnovabili. Riprendiamo una legge fatta da un consigliere regionale che dice 1 kilowatt di fotovoltaico di energia rinnovabile per ogni cittadino in 5 anni. Siamo 4.850.000 persone, possiamo arrivare a 5 gigawatt di energia rinnovabile in 5 anni. Innestiamo con questa grande capacità di energia rinnovabile, innestiamo dei processi di innovazione sociale, economica, ambientale, facendo crescere le comunità energetiche rinnovabili che educano a stili di vita più consapevoli, che la transizione ecologica è una sfida di tutti. Incominciamo a diffondere questa cultura e scopriremo che siamo in tanti e un po' alla volta, anzi in modo molto veloce, riusciremo a cambiare le sorti del nostro Veneto e i rapporti con l'ambiente. La salute, e faccio un inciso, girando nel Veneto ho sentito molto forte il tema della salute mentale. Il Covid e il lockdown conseguente ha lasciato degli strascichi, soprattutto tra i ragazzi, di bisogno di sostegno psichico. Non è possibile che, siccome la salute mentale non è monitorata nei 66 LEA che vengono monitorati per fare le statistiche, che non ci sia un investimento adeguato a questa emergenza. Noi faremo questo impegno che la sanità deve essere sostenuta anche nelle prestazioni che non sono oggetto di statistiche. Dobbiamo uscire dalla logica che apparire è meglio che essere, di un presidente che ha guardato, come ha detto qualcuno prima di me, soprattutto il proprio consenso rispetto alla crescita di un territorio. Le sfide sono tantissime, potremmo parlare degli anziani che nel giro di 2 anni saranno oltre 1.300.000, del fatto che dobbiamo pensare a varie politiche variegate per una popolazione sempre più anziana. Dobbiamo pensare che abbiamo oltre 10.000 anziani che cercano di entrare nelle case di riposo. Sicuramente dobbiamo creare un'alleanza, una partecipazione tra regione e terzo settore. Il terzo settore è fondamentale, abbiamo circa 1 milione di persone che lavorano nel volontariato nel terzo settore, ci vuole una visione strategica. Questi impegni si possono riassumere nello slogan con cui abbiamo iniziato, dal Veneto di uno al Veneto di tutti. Vogliamo veramente che ci sia una compartecipazione, perché il momento è fondativo. Le sfide, le fragilità, le opportunità del Veneto sono diverse rispetto a quelle dei 15 anni in cui c'è stato Zaia. È un momento diverso, non soltanto perché non c'è Zaia, ma è un momento diverso perché il mondo è cambiato. La nostra coalizione ha questa forza. Siamo entrati in campo con una coalizione ampia che si sta ampliando ancora di più 2 mesi fa. Stiamo ancora aspettando il candidato del centrodestra. Il centrodestra sta vivendo come una lotta, una successione di potere, questa investitura del candidato. Noi invece abbiamo una visione più alta, creare il futuro. Chi mi ha preceduto dice è la dimensione politica quella di creare prospettiva, creare futuro. Per questo ritengo che la nostra coalizione sia molto credibile e dobbiamo diffonderlo con orgoglio, dobbiamo diffonderlo noi candidati, noi comunità del Partito Democratico. Non partecipiamo a questa
a questa campagna elettorale. Questa campagna elettorale la viviamo accogliendo le preoccupazioni e le opportunità che ci sono in Veneto e ritengo che abbiamo tutta la forza, la capacità, le persone per poter essere veramente sorprendenti. Ieri a Concordia Sagittaria ho sentito una canzone questa mattina. Era da tanto tempo che non citavo le canzoni, ma vi invito ad ascoltarla, che è Io come persona di Giorgio Gaber. Penso che disegni, fotografi il momento, è un momento tremendo in ogni parte del mondo, abbiamo tutti i pensieri di quello che sta succedendo, ma come persone ci siamo e possiamo fare la differenza. La squadra del Partito Democratico l'avete conosciuta, è fatta da persone con spirito di servizio, passione civile, competenza e energia. Ritengo che questa sia veramente la base per stupire il Veneto e tra 52 giorni, quando avremo finito la campagna elettorale, guardarci in faccia e dire abbiamo fatto un bel lavoro. Grande, una fetta di musetto per... Grazie. Grazie. Bene. Grazie ragazzi. Buonasera. Bene. Grazie a voi. Grazie davvero. Bene, la nostra cena. Pronto? Ok. Non so a che punto siamo. Ok. Allora, non so a che punto. Vabbè, incredibile. Prova. Ok, questo va meglio. Forse qui. Allora, non so a che punto siate arrivati con la cena nel mentre, ok? Per cui concludete tranquillamente con calma, nel mentre le nostre candidate e i nostri candidati gireranno anche per i tavoli non appena avranno finito di mangiare anche loro per poter conversare liberamente con voi. Nel mentre vi chiedo di accogliere con un grandissimo applauso anche il nostro responsabile organizzativo del Partito Democratico regionale, Alessandro Basso. Alessandro è il nostro motore immobile, senza di lui in Veneto non si muoverebbe nulla col Partito Democratico, è molto umile, si muove sempre nell'ombra, non gli piace assolutamente che queste piazzate come quella che sto facendo io in questo momento, però sappiate che tante delle cose che facciamo le riusciamo a fare solo ed esclusivamente grazie a lui e al suo impegno. Grazie Alessandro, buon proseguimento e buona cena a tutte e a tutti. Ma dai, c'è poca gente. Sì, che tanto siete andate tranquilli. Meglio far giro dopo, vai. Me li mette in non parlo piano. Io non parlo. Andiamo. Dai. Di solito la margherita. Di solito la margherita. Vai Ciano! Vai, che c'è poca gente, non li puoi fare. E chi non è invitato non mangia. Ciao! E basta. Buonasera ragazzi. Poche storie, dai, via.
Una non la voglio. Non vuoi pigliare? Chi è? Mia moglie? Era rompicoglioni. Sì, era rompicoglioni, sì. Vai! No, vado! Ciao. Ragazzi, ci sentiamo dopo che la campagna al centro anziani. Ciao, vieni che se no qua. Cosa telefono dentro, te premi.